Bentrovati. La scorsa settimana sul Corriere della Sera c'era un'inserzione a pagamento a tutta pagina in cui degli amici e sostenitori di Marcello Dell'Utri esprimevano la loro vicinanza al cofondatore di Forza Italia. A centropagina, a carattere cubitale, c'era scritto "Al tuo fianco Marcello". Non entro nel merito di coloro che con questi pizzini, è il caso di dirlo, hanno voluto esprimere i loro sentimenti verso il galeotto Dell'Utri che, è giusto ricordarlo, non è in galera perché non ha rispettato il codice della strada, ma perché condannato definitivamente a 7 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Il quotidiano più autorevole del paese pubblica un'intera pagina di messaggi d'affetto e di fiancheggiamento verso chi è stato funzionale alla mafia. È un fatto che secondo me poteva accadere solo in questa Repubblica delle Banane. In nessun paese civile un grande e prestigioso quotidiano avrebbe pubblicato questa inserzione a pagamento. Altro fatto che dovrebbe farci riflettere sono alcune dichiarazioni del nuovo sindaco di Padova, Bitonci. Questo esponente di primo piano leghista, ex sindaco di Cittadella, comune in provincia di Padova, dove vive il nostro, è riuscito a dire senza arrossire: forse un domani, quando avremo ripulito Padova, verrò a viverci in questa città. I rumeni rappresentano l'80% delle persone che finiscono in galera. Per seguire poi la gente ha paura di uscire alla sera e della negritudine possiamo farne a meno. Indicare il nemico è una caratteristica tipica dei regimi totalitari. Usano questo metodo le dittature per distogliere la gente dai veri nemici, dai suoi veri problemi. Nel caso della Lega serve a far dimenticare gli ultimi disastrosi 20 anni in cui sono stati spesso al governo del paese, e così ti indica il nemico nei disperati che cercano di sfuggire alla fame e alle violenze di regimi tirannici, per finire con altri slogan come contro l'euro o l'Europa. Sono linguaggi che poi scatenano la popolazione, come è avvenuto recentemente in Francia, dove un giovane rom, un giovane zingaro di 16 anni è stato linciato nella periferia di Parigi da un gruppo di individui che lo accusavano di essere responsabile di un furto in un appartamento. È stato lasciato agonizzante da questi mascalzoni che si sono fatti giustizia da sé. Se non si comincia a far argine contro certi linguaggi, specialmente se pronunciati da uomini delle istituzioni, il livello di intolleranza dei cittadini potrebbe crescere ed esplodere con conseguenze disastrose. Ma ora voglio raccontarvi l'ultima perla di questo Bitonci, che non ha ancora finito di sorprendere. Su Facebook si è fotografato con un crocifisso in mano ed ha scritto: ora in tutti gli edifici delle scuole, di Padova naturalmente, un bel crocifisso regalato dal comune, e guai a chi lo tocca. Come dire, la Lega difende la cristianità. Se io fossi un cattolico praticante mi arrabbierei moltissimo con questi partiti che strumentalizzano il simbolo della cristianità per scopi che con la fede cristiana c'entrano come cavoli a merenda. Un cattolico dovrebbe reagire e spiegare a questo Bitonci che le sue idee sono quanto di più anticristiano si possa sentire. Come viene sottolineato spesso da Papa Francesco, la Chiesa cattolica deve stare dalla parte dei più poveri. Nascondersi dietro un crocifisso perché conviene politicamente è ipocrita e direi anche abbastanza patetico. E allora serve chiedersi: come dovrebbero reagire i cittadini per bene che vorrebbero vivere in un paese con politici e una politica più decente? Innanzitutto io penso che non debbano essere passivi, non devono reagire solo quando gli vengono toccati i loro interessi. Dovrebbero seguire le dinamiche politiche con maggiore impegno, senza farsi imbrogliare e irretire da facili slogan. Scriveva il grande poeta e drammaturgo tedesco Bertolt Brecht: prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti e io non dissi niente perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me e non c'era nessuno a protestare. L'aforisma brechtiano, scritto nel 1932, un anno prima della salita al potere di Hitler, rimane sempre valido. Ci fa capire che non si può stare al sicuro nel nostro orticello lasciando che le mostruosità passino sopra di noi come fossero questioni che non ci riguardano. Anche noi un giorno potremmo essere in pericolo. Ci vediamo giovedì prossimo.